C'è un calo dell'80% degli sbarchi dei migranti in Italia e complessivamente del 50% in Europa. Questo è il dato registrato dalle Nazioni Unite. La Spagna ha superato l'Italia per l'arrivo dei migranti con circa 18.000 presenze, mentre al di sotto dei 18 con 17.827 si piazza la nostra Italia, attraverso la rotta centrale Libia-Italia. Dall'inizio del 2018 l'ondata migratoria ha visto un rallentamento, sono infatti 50.872 i migranti e rifugiati giunti in Europa via mare, registrato dall'OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, la metà rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il 2017. Il dato più agghiacciante è che 1.443 persone sono morte mentre tentavano di raggiungere le coste europee. Intanto continua il lavoro incessante della Caritas Agrigentina nello svolgere l'accoglienza e il sostegno a chi arriva nella nostra terra in cerca di un futuro migliore, scappando dalla fame e dalla guerra. L'impegno della Caritas continua anche durante l'estate, le povertà non mancano purtroppo e quindi tra l'accoglienza dei senza dimora, le mense e le attività dei centri di ascolto continua l'attività a pieno regime. Si riducono le attività di formazione nelle scuole ovviamente perché le scuole sono chiuse, però per il resto l'attenzione è sempre alta. E purtroppo la sensazione è che siamo ancora in pieno clima di campagna elettorale, alla fine chi sta piangendo le conseguenze di questo sono i migranti. Pensiamo sul barcone ma pensiamo che vengono da un viaggio lungo nel deserto, in Libia, hanno subito ogni genere di difficoltà, pensiamo anche alle torture, alle violenze, quindi pensiamo che quelle persone che in questo momento sono su quella nave sono già stanche, sono già sfinite anche da giorni di navigazione, hanno bisogno di un attracco, hanno bisogno di rifocillarsi perché devono ricominciare a vivere. Quindi la mia paura è che alla fine loro siano quelli che stanno pagando il prezzo di una politica che vuole ancora continuare ad aumentare la paura dello straniero, l'antipatia, ecco, la xenofobia per fini politici chiaramente.